Ecco il futuro dell'atletica leggera triveneta. A Borgoricco, in provincia di Padova, le 3 regioni si sono date appuntamento mettendo in campo, come ogni anno consuetudine, i migliori atleti suddivisi per rappresentativa provinciale. È una gara speciale perché è la prima rappresentativa per loro, per gli under 13 è sicuramente la prima esperienza e gareggeranno in una specialità particolare oggi, anche se non è detto che questa sarà la specialità che li accompagnerà poi nella categoria cadetti, allievi e quando cresceranno in atletica leggera. Però intanto hanno dimostrato delle capacità negli ostacoli, nell'alto, nel vortex e oggi si confronteranno con atleti di loro pari livello per la prima volta. Le eccellenze del territorio vanno valorizzate partendo dalla base. Questo uno dei capisaldo del nuovo Consiglio Nazionale della FIDAL, che riconosce il grande lavoro di promozione dell'atletica leggera svolto nel nord-est italiano. Non abbiamo solo i genitori buoni, come si diceva negli anni 50 e 60, abbiamo anche un'ottima struttura di società e di comitati regionali che organizzano bene il movimento, che abbiamo un gruppo di tecnici, un tessuto tecnico societario molto valido e questo permette che anche l'abbandono della pratica sia il più scarso d'Italia proprio da noi. Il movimento giovanile che come comitato stiamo spingendo al massimo sta dando dei frutti veramente copiosi, perché ci sono veramente tesseramenti molto in aumento. Sono stati tantissimi i ragazzi e le ragazze in campo, circa 300 nel pomeriggio di Borgoricco, caratterizzato da un incessante acquazzone. I fiduciari tecnici periferici hanno messo in bella mostra il meglio della propria provincia di competenza. Vengono scelti i migliori risultati nelle 5-6 gare finora disputate durante l'anno ed ogni comitato provinciale poi sceglie i migliori risultati e fa la squadra della rappresentativa di Padova o delle altre province. Insomma. Abbiamo un regolamento regionale che fa sì che i ragazzi provino a correre, saltare, lanciare, marciare, provino tutte le specialità sportive. Poi dopo la categoria ragazzi potranno fare delle scelte per gruppi di specialità. Intanto importante è che amplino la loro base motoria, migliorino le loro capacità di tipo coordinativo, abbiano un approccio ludico, divertente alle varie specialità della nostra bellissima disciplina sportiva. Parecchi i risultati di rilievo in un trofeo delle province trivenete che ha saputo valorizzare i giovani talenti, molti dei quali al primato personale. Vediamo con una breve carrellata qualche gara. Fra le ragazze nei 60 piani, Jodi Niero di Padova ha chiuso con 8,3 davanti a Ralizza Polesel di Treviso. Nei 1000, Francesca Crestani di Vicenza ha confermato le ottime prospettive nel mezzofondo, fermando il cronometro a 3 minuti e 10. Nell'alto, Sara Rizzardi di Trento ha superato l'asticella sino ad 1,46 m. Nel salto in lungo, con un buon 4,66 m, è stata Deborah Tripodi di Gorizia a saltare più lontano, mentre nel peso un'incontenibile Anna Bonato, atleta di casa della Libertas Samp, ha scagliato l'attrezzo a 13,33 m. Rimanendo in tema di lanci, nel vortex è la provincia berica a mettere in luce la propria Elisa Princic, che ha lanciato a 47,68 m. Ma il risultato più interessante è quello di Alice Oblak di Gorizia, che ha chiuso i 2 km di marcia in 10 minuti e 14, appena dietro al primo ragazzo marciatore, Andrei di Trento. Restando fra i ragazzi, gran balzo nell'alto di Niccolò Denardi di Vicenza, che ha saltato sino a 1,69 m. Nei 60 piani è un altro vicentino a chiudere per primo. Alessandro Cappellari blocca il cronometro a 7 secondi e 6. Nei 1000, 2,56 per Matthew De Rossi di Vicenza, mentre a gettare più lontano il peso è Di Blasio di Trieste con 14,75. Molto interessante anche il 5,61 di Abel Campeol nel lungo, che vediamo nelle immagini mentre inizia il doppio giro della 3x800. Anche grazie al suo risultato è stata ancora una volta Treviso ad aggiudicarsi il trofeo delle province trivenete. Avevo 5,61 e ho avuto fortuna che ho trovato
lo stacco giusto. Che bravura! Non essere modesta. Beh, è stata tanto emozionante. Sì. Siamo trovati tutti più forti, quindi è anche un onore, insomma, partecipare. Ragazzi, li ho visti contenti, praticamente ci vediamo sempre sui campi di gara e abbiamo raccolto quelli che avevano i risultati migliori e li abbiamo portati qua e dai, abbiamo fatto bene. Siete fortissime. Grazie. Grazie. Sì, siamo contentissimi e è stata fantastica questa giornata. Mi ricorderò che tutti quanti abbiamo dato il massimo di noi e ognuno ha fatto il suo personale nelle gare. E siamo stati tutti quanti contenti, abbiamo vinto una staffetta e gli 800, il 800 e sì, e in totale siamo stati i primi di provincia. La vittoria di Treviso va ad aggiungersi ad una striscia vincente che perdura da ben 9 anni, un record senza precedenti per la provincia della Marca. Sono la categoria ragazzi, quindi sì, bisogna andare piano insomma, però ci sono i ragazzi che hanno del talento, quindi speriamo che continuino. Il trofeo delle province trivenete con la bella cerimonia di apertura è stata l'occasione per inaugurare la nuova copertura dello stadio di Borgoricco con il taglio del nastro da parte del sindaco Novello. Inauguriamo oggi la copertura alle tribune di questo stadio su una pista che è stata inaugurata 7 anni fa. E con il completamento che ci sarà della gabbia del martello e l'illuminazione notturna diventerà uno degli impianti di eccellenza del Veneto. Un investimento di 450.000 euro fatto con un finanziamento regionale di 300.000 euro. Ecco, un momento di grande soddisfazione, anche perché l'inaugurazione di un'opera pubblica penso rappresenti un modo per valorizzare il territorio e le realtà che operano anche nel nostro territorio. A beneficiarne è tutto il comprensorio del campo sampierese e di numerosissimi iscritti della Libertas Samp, società di casa e di origine della pesista Chiara Rosa, che proprio da Borgoricco è partita per arrivare ai vertici mondiali. È realmente un'attività di 800 bambini, realmente straordinaria, è un gruppo solido e efficace, come sapete il trentennale di quest'anno ha fatto il trentennale dell'associazione, è realmente un'associazione importante. Sono venuto qui a nome del Consiglio nazionale a complimentarmi e a salutarli, la società, la Samp, che è organizzatrice di questa grossa manifestazione a livello giovanile, una delle più grosse a livello giovanili, e anche per ringraziare gli amministratori che hanno curato gli impianti in maniera particolare. Quest'anno hanno inaugurato anche la tettoia della tribuna centrale.